5 morti, centinaia di evacuati, 400 chilometri di strade danneggiate, case scoperchiate, 100.000 ettari di bosco schiantato al suolo, danni complessivi stimati in oltre 1 miliardo di euro. A memoria un evento meteorologico mai registrato in Veneto, più tremendo ancora della disastrosa alluvione del 66, perché alla furia dell'acqua stavolta si è unito il vento, le cui misure hanno eguagliato quelle degli uragani che squarciano le città delle coste statunitensi. L'emergenza in tutta la regione scatta giorno 27, quando i previsori di ARPA, seguendo il vortice che sta calando dal nord Europa, intuiscono le proporzioni distruttive dell'evento che si sta avvicinando al Veneto. La decisione immediata della struttura di protezione civile regionale, d'intesa con le prefetture, di dichiarare dapprima la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, poi degli uffici pubblici seguiti nell'area dolomitica dall'invito alle aziende di anticipare la chiusura delle fabbriche, si rivela salvavita nelle 4 ore più cruciali dell'episodio di maltempo che fra le 18 e le 22 del 29 ottobre cambia la morfologia di intere aree del Veneto, dalla montagna al litorale. L'acqua travolge il bypass del ponte sul Piave a Susegana, riaperto poi a tempo di record, e il ponte di Barche a Eraclea. A Belluno il Piave esonda, in città erade al suolo il parco fluviale di Lambioi. Le golene vengono sommerse da 3 metri di acqua e fango e in montagna le colate di detriti invadono paesi e villaggi. In laguna l'acqua alta, che raggiunge il suo record storico, invade e danneggia gravemente la Basilica di San Marco. A guardarlo oggi quel Veneto ferito stringe ancora il cuore. Dove non sono arrivati subito i soccorsi è stata la popolazione laboriosa per antonomasia a non perdersi d'animo e a rimboccarsi le maniche. È passato il peggio. Un mese dopo Feltre è un'altra cosa. A Feltre i feltrini sempre forti perché si danno a fare. Che cosa si ricorda di quella sera? Tremava la casa come il terremoto. Si è perfino rotta in parte. Sono più di 200 le abitazioni danneggiate, mentre oltre 100 sono i milioni di danni riportati dalla rete idraulica, 260.000 le utenze elettriche saltate, 1.800 i generatori messi in uso, molti dei quali attualmente garantiscono l'energia alla parte alta della provincia di Belluno, più volte indicata come l'epicentro del maltempo di un mese fa. Commissario delegato per gli interventi è Luca Zaia, nominato con ordinanza firmata dal capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli. La grande sfida, ha detto il presidente del Veneto, è recuperare i danni subiti dalle strutture pubbliche e private, ma il ritorno alla normalità non può prescindere dalla necessità di rispondere all'immane catastrofe che abbiamo subito nei boschi, con 100.000 ettari rasi al suolo. Questa è una sfida unica e nuova per il Veneto e per l'Italia, dove un danno del genere non si era mai verificato prima.